Al via stamani presso l'aula consiliare del comune di Realmonte la prima verifica del progetto avviato dall'associazione Aquarinto, Polizia Stradale e dal comune. Dal titolo "Siamo sulla buona strada", rivolto ai richiedenti protezione internazionale, oggi lezione, prova pratica e consegna degli attestati di frequenza al corso, alla presenza del comandante della Polstrada e degli amministratori locali. Riteniamo che dare questo tipo di informazioni a questi ragazzi è molto utile e molto importante, sia per la sicurezza loro, sia per la sicurezza di tutti gli utenti che ogni giorno sono sulle nostre strade. Sono percorsi di integrazione che vanno compiuti, sono delle prime nozioni che poi verranno approfondite appunto con i conseguimenti ovviamente delle patenti di guida, e riteniamo che da questo possano anche avviarsi dei percorsi virtuosi affinché questi ragazzi si integrino nelle nostre collettività. Quando si verificano momenti come quelli odierni, cioè nel quale andiamo a verificare quanto positiva sia proprio il confronto, la vicinanza con loro, l'integrazione che si vede anche nel verificare quanto siamo noi attenti alle loro esigenze e quanto loro siano, come dire, consapevoli che vivono in un mondo anche un po' diverso da quello loro, senza perdere le loro radici, però è chiaro, è opportuno che loro sappiano muoversi con sicurezza e in sicurezza. Ecco perché praticamente si conciliano questi fatti con un'iniziativa come questa che vede con l'educazione stradale proprio un momento importante di socializzazione e integrazione. Queste iniziative vanno incontro alla nostra volontà, che è quella di cercare di perseguire l'integrazione, che per noi è anche incontro tra culture, scambio, confronto, e in questo senso siamo stati lieti di ospitare già una volta in passato una di queste iniziative. Gli alunni erano preparati, ma soprattutto molto interessati alla materia, questa è la cosa che più mi fa piacere, perché c'è stata partecipazione, hanno fatto delle domande, hanno chiesto chiarimenti, quindi la cosa più importante è questa, quindi di sicuro l'interesse c'è da parte loro.